Amici bellini, vediamo cosa mi esce in questo video. Non ho idea del titolo, non ho idea della copertina, perché di solito si parte da lì e poi posso esporre, e invece c'è solo ansia, c'è solo attesa, tant'è vero che tengo le luci spente, non so se si vede. Cominciamo! Cominciamo, e poco ci dica Kist, cioè quella è la cosa, mi sono svegliato nella speranza che qualche cosa, ma non ha senso né parlare di mercato, né parlare di Conte alla Juve, né parlare di Osimhen, è veramente, è insensato. Do il benvenuto ad Alessandro Di Maio, do il benvenuto a tutti quelli che si sono iscritti, ringrazio tutti quelli che seguono a prescindere, e questo è un video cartina di tornasole, insomma, perché se non c'è una notizia da cercare, chi mi trova semplicemente la mia community che a prescindere clicca su un video se esce, e quindi vediamo cosa mi esce. Non ho proprio idea. In realtà ero partito da una riflessione con gli amici abbonati di Telegram sul fatto che sì, noi abbiamo dell'ansia, ovviamente. Se ci mettessimo nei panni dell'Inter, se l'Inter fosse davanti a noi con un punto di vantaggio e dovesse affrontare Parma e Cagliari, cosa staremmo pensando noi? Mi era arrivato un altro messaggio da un amico bellino: dovresti cercare di analizzare la situazione dell'Inter, forse è stata pompata, ma il percorso di tutti questi anni con Inzaghi non è così eccezionale. Anche lì, lo sapete, io nel finale di campionato cambio un pochino il modo, perché cerco di pompare i miei, conoscete The Secret? The Secret è una teoria per la quale se tu cominci già a provare quella felicità che proverai quando otterrai i tuoi obiettivi, in qualche modo ti metti sulla stessa frequenza del raggiungimento di quegli obiettivi e lavori inconsciamente per raggiungerli. Quindi, capito, io mi mantengo prudente per non dare pressione ai miei ragazzi, e dopodiché devo anche lavorare per cercare di scalfire le certezze delle altre squadre. L'ho fatto quasi inconsciamente con Leao, e insomma i frutti li hanno dati. Poi il segreto non funziona in questo caso perché ci sono troppi tifosi che possono pensare cose diverse, sia della stessa squadra sia di altre squadre. Di conseguenza, come fai? L'universo a chi deve dare ascolto, le frequenze si mischiano e quindi non funziona. Però a partire da questo presupposto mi sono andato a cercare un pochino gli XG del Parma, XG subiti del Parma. Ci spostiamo un attimo. Non ho proprio idea di cosa parla questo video. Qua c'era la situazione del Napoli. Cioè, io ho YouTube sempre fisso, Ah, YouTube e musica. e poi sento a Valerio Fluido che fa i suoi analisi. Però partendo se clicchiamo su Serie A e vediamo un po' la situazione, il Napoli è primo in classifica, incredibilmente primo in classifica. Se però vediamo la classifica degli XG creati, lo sappiamo benissimo, il Napoli non è una squadra che ha creato così tanto rispetto a squadre come l'Atalanta, l'Inter, lo stesso Milan, la Lazio, poi c'è la Roma, il Bologna e poi il Napoli. Hanno creato meno del Napoli la Juventus, la Fiorentina, lo stesso Como, il Cagliari, il Parma. Ecco, il Parma come occasioni create 45, come gol poi fatti 44, come gol fatti ne vediamo 41. Poi questo discorso sarebbe più preciso se fosse rimasto Pecchia, tu sai che quello è il modo di giocare, così prepara le partite. Essendo cambiato bisognerebbe fare gli XG da quando c'è Kivu, io tutta questa fantasia non ce l'ho. Però andando a vedere un pochino gli XG subiti, cioè le occasioni dove loro hanno concesso un tiro all'avversario, Parma, qua vi voglio dare una speranza, perché il Napoli è vero che non crea così tanto, però il Parma è una squadra che concede tanto, o almeno concedeva tanto. Io non voglio nemmeno essere quello là e fatta, perché sarebbe assurdo. Però il computo delle cose, l'unione tra Pecchia e Kivu ha sistemato un pochino la difesa. Però se fai la somma delle cose, hanno subito potenzialmente quasi 64 gol. Nella realtà
ne hanno subiti 56, che non sono pochi, ma ricordiamo sempre che è la doppia gestione. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, non dico, però un'occasione, il Napoli se fa quello che ha fatto con il Genoa, si possono creare i presupposti per creare le occasioni da gol e per sfruttarle. Poi bisogna vedere chi dei nostri è quello che ha più gol nelle gambe, e che poi può succedere anche la cosa di il giocatore che non ti aspetti, per esempio, non dico magari un Olivera che non ti aspetti, che ogni tanto ci va vicino alle occasioni da gol ma che non fa mai. Poi ovviamente ci dobbiamo chiedere se e solo se giocherà titolare, quali saranno le scelte di Conte, perché ieri, nel video di ieri, se non l'avete visto, insomma, prendendo spunto anche dall'intervista di Juan Jesus, mi sono permesso di ipotizzare la possibilità che Juan Jesus ci vuole essere, questo lo sappiamo che Conte ci ha detto che i dottori invece frenano, dice non è ancora pronto. Però sappiamo anche che Conte, anche quando li ha non al massimo della forma, se si fida dei propri giocatori li butta dentro. Lo abbiamo visto con Anghissà, lo abbiamo visto con Buongiorno che l'ha buttato dentro e si è fatto male di nuovo, lo abbiamo visto con Lobotka. E quindi, se vero come è vero che Olivera centrale è stato un modo per apparare una situazione perché si fida di meno di Rafa Marí, potrebbe essere che si lancia nella mischia un Juan Jesus non al 100% del recupero, ma che ti garantisce, o almeno garantisce nella testa di Conte, più esperienza, più sangue freddo, in una situazione dove i valori dei giocatori sono importanti sì, ma farà molto la testa, non devono tremare le gambe, non ti deve venire ansia se non riesci a sbloccare il risultato subito. Sappiamo che il Napoli per indole e per scelta dell'allenatore attacca subito forte, quindi magari per sfizio, se avrò tempo in questi giorni, vediamo anche dove il Parma subisce più gol. Io qua non ho preparato niente, arrivo impreparato, è tutta emozione, sto andando a braccio perché non ci sto capendo niente. Dovete capirlo che non siamo pronti, io non sono pronto a una storia del genere, che si decide alle ultime 2 giornate, è qualcosa di incredibile, non preventivabile, non preventivabile, e vediamo se si può scrivere una pagina molto avvincente di storia, perché poi altrimenti la scriviamo a una stagione difficile dove sei andato probabilmente oltre le tue possibilità, ma alla fine ci sei andato a tanto così. E invece sarebbe bello esplodere una gioia collettiva e dire mamma mia, hanno fatto proprio che esploit. Addirittura c'è stato l'anno di inciampo, però 2 scudetti in 3 anni è tantissima roba. Se andiamo a vedere le cose del Napoli, tra l'altro è la squadra che invece subisce meno XG, ovviamente migliore difesa, forse avevo letto che forse il Bilbao adesso ha la migliore difesa d'Europa, però come XG subiti il Napoli ovviamente è ultimo. Se clicchiamo sul Napoli, altre cose interessanti per perdere un po' di tempo. Apparizioni, quello che non ne ha saltata neanche una è Amir Rrahmani, è stato letteralmente una macchina da guerra quest'anno con questi 3230 minuti. Politano anche quasi sempre presente, 35 presenze, ovviamente Di Lorenzo, e Lukaku da quando entra, insomma, proprio con il Parma, anche lui lì non ne salta una. McTominay idem da quando entra, perché questi sono gli acquisti che sono arrivati più tardi e queste sono le presenze. Come gol, ovviamente Lukaku in vantaggio su McTominay con 13 gol, McTominay 11. Il terzo marcatore, ricordiamo questa storia, il terzo marcatore cosa vi ricorda? Vi ricorda l'anno dello scudetto, dopo Osimhen e Kvara, il terzo marcatore era Elmas, ce lo ricordiamo. Il terzo marcatore è incredibilmente Anghissà, però appaiato da Raspadori che nelle ultime apparizioni ha fatto tanti gol. Poi c'è ancora Kvara, ed è indicativo, insomma, questo dato. Staccato di 2 lunghezze Politano e Di Lorenzo, solo 2 gol per Neres, poi lo sappiamo, vari infortuni, varie vicissitudini. Un gol per Simeone è troppo poco.
è troppo poco, ha giocato molto poco, anche questo è vero, ma sappiamo che devono arrivare anche gol dai difensori, devono arrivare gol dai panchinari, e altrimenti è difficile. Nel computo degli assist, ovviamente Lukaku davanti, ma segue a ruota McTominay, lo stesso Anguissa. Neres, vedi con pochissime apparizioni, Neres comunque riesce a mettere 4 assist all'attivo, e poi c'è di nuovo parliamo di Kvarat. Gli XG li crea Lukaku, li crea McTominay, li crea Raspadori, li crea Anguissa. È sempre questo qua che non diciamo così. Expected assist, questa è un'altra cosa di cui si parla poco. Cioè Politano qualche cross buono, qualche passaggio filtrante buono l'ha messo, però non sono stati sempre segnati, insomma sempre convertiti in gol. E Politano è il primo con 5.7. Poi c'è lo stesso Di Lorenzo, vedete la catena di destra come si muove. Abbiamo anche uno Spinazzola qua, e poi c'è sempre questo. Vi giuro che non sto facendo questo video apposta, non lo sto facendo. Ma sono i dati, non ci puoi fare niente. Clicchiamo sul Parma, senza concentrarci sull'Inter e sulla Lazio. È un bel sogno quello di immaginare una Lazio che si impone e si scrolla di dosso quella mazzata che hanno preso all'andata. È un bel sogno, ma non ci possiamo fare affidamento. Guardiamo un pochino il Parma, insomma, quelli che hanno giocato di più: Bonni, Som, gran centrocampista secondo me Som, il portiere Suzuki e Dennis Mann. Voi al fantacalcio li state mettendo titolari? Io ho messo pure Del Prato, vanno messi tutti titolari, in modo tale che se perdete al fantacalcio almeno il Napoli alla grande e ci togliamo una soddisfazione. Se invece fanno un exploit, almeno vincete al fantacalcio e vi trovate una soddisfazione personale. Io la bilancio così, la mia ansia. Quindi occhio a Bonni. Come gol il nuovo che avanza è Matteo Pellegrino con questi 3 gol. Se vediamo gli XG siamo lì, insomma sempre Bonni, Mann, Pellegrino sono quelli un po' più pericolosi. Date uno sguardo un attimo al gruppo Telegram per vedere se ci sono novità, e niente, si parla dei ritorni dei giocatori. Adesso le ultime notizie vogliono che Anguissa può essere che rimane pare che rimanga un altro anno così. Veramente, per quanto riguarda le notizie di mercato, ci dicono A e ci dicono B il giorno dopo, e tutti ritengono di essere affidabili. Noi continuiamo a leggerli tutti quelli che parlano di calciomercato, che le abbiano sbagliate tutte in carriera, che ne abbiano azzeccate la metà o la metà no, noi comunque li seguiamo tutti. Poi ci affezioniamo a quelli che danno delle notizie che ci piacciono, per esempio quello che ci dice De Bruyne è fatto, Sudakov siamo lì, riusciamo a piazzare per esempio un Gong a 15 milioni, ci piace quello che ci dice una cosa del genere, anche se poi non avviene e non possiamo fare altro. Quindi ci dicono sempre tutto e il contrario di tutto. E nel finale di quest'altro video, che non significa niente, l'altra considerazione è sempre questa: noi cerchiamo delle certezze, noi cerchiamo di aggrapparci alle certezze per fare dei ragionamenti e per cercare, non dico di prevedere il futuro, ma di indirizzarci verso quello che potrebbe essere un outcome di una situazione. Però il calcio è bello proprio per questo, e forse lo sport in generale, ma il nostro sport preferito, il calcio, se siete qua probabilmente lo è per voi. Le teorie sono tutte giuste, però risultano giuste solo dopo il risultato. Perché? Perché l'esempio è quello di Italiano ieri, no? Che fa una sostituzione conservativa dopo essersi portato dietro la nomea dell'allenatore integralista che fa sempre all'attacco e magari perde partite per difese ballerine, mette Casale, toglie Orsolini e poi porta a casa. Allora va bene, adesso prende i complimenti da tutta l'Italia, perché questa è maturità, è segno di maturità. Quando poi non funziona, invece, l'altro esempio è quello, il più recente: hai messo Billing al posto di Raspadori, hai comunicato paura alla squadra, di conseguenza ti abbassi, e se ti abbassi il gol lo subisci sempre. È vero questo, è vero anche quell'altro, quindi esistono varie verità che vengono confermate o smentite di volta in volta, come il discorso che ognuno può fare e dice: è meglio affrontare un Parma
che deve ancora salvarsi e che quindi può avere un po' di tensione, perché non possono tremare solo a noi le gambe, non possono tremare pure a loro, con la cosa di dover fare punti e quindi non esporsi un pochino o avere un po' di paura. Potrebbe essere meglio quindi affrontarli, vedete come la verità a seconda di come la vuoi vedere, potrebbe essere meglio affrontarli quando hanno bisogno di punti. Idem si potrebbe dire, essere meglio affrontarli quando sono già salvi e non hanno niente a che vedere, e a quel punto dice vabbè, io non vado a spezzarmi le gambe per salvare un gol perché tanto il mio già l'ho fatto. È vero tutto, dipende molto sicuramente, e secondo me, dalle individualità di ogni calciatore, perché per qualcuno può essere così, qualche calciatore è più indolente e ha bisogno di stimoli, altrimenti non corre e non butta il sangue, buttando il 200% delle sue possibilità. Altri invece, di fronte alla pressione e al bisogno così, vengono meno perché vengono meno. Pensate insomma anche alla partita, è una finale, è possibile che il Milan non avesse più stimoli del Bologna? Alle volte lo stimolo non basta, perché c'è l'avversario che magari gioca meglio di te e ti frega, quindi non c'è una verità, purtroppo non c'è solo fare delle ipotesi o adottare una filosofia e magari portarla avanti, non cambiandola ogni volta. Io non ho certezze, di conseguenza mi affido al mio istinto, quello che mi sembra più difficile o più facile. Noi adesso siamo tutti concentrati sul Parma, però esiste anche il Cagliari, ed è chiaro, come ha detto Juan Jesus, ci pensiamo dopo perché dobbiamo fare prima il Parma altrimenti è tutto inutile. Però contemporaneamente vi dico che nessuno ha pensato mai al Cagliari. Però se mi guardo indietro, oltre alla questione storica di un Cagliari che ci ha sempre cercato di metterci i bastoni tra le ruote per una questione proprio anche di rivalità tra tifoserie, io mi guardo indietro e penso allo 0-4 che abbiamo fatto all'andata, dove grande risultato, forse il risultato più rotondo, più netto del Napoli, ma ricordo un grande Meret e ricordo che il Napoli aveva subito parecchie situazioni e non era assolutamente il classico risultato bugiardo. E quindi io penso al Parma, penso poi al Cagliari, penso ovviamente all'Inter con la Lazio, penso anche al Como, che è una squadra bella da vedere da New York. Valerio Fluido è tutto. Chi se l'ha visto? Lasciate sotto nei commenti l'emoji degli occhiali, perché vuol dire che ve lo siete visto o degli occhi, che ve lo siete visto perché magari siete anche voi in ansia. Spinazzola è andato al campo e ha fatto la solita intervista, così poca roba, onestamente. Vi voglio bene, non ce la faccio più.